Caporalato, minacce di morte a Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta, ad altri dirigenti della tipografia di Tre Baseleghe. Franceschi accusa in corso una campagna diffamatoria contro di noi. Nuova chiamata alle armi per i Novax e No Pass in Veneto. Sabato nelle piazze ci sarà il No Obligation Day tam tam mediatico su Telegram. Appuntamenti a Treviso, Padova, Verona e Castelfranco. L'allarme dell'ULSS 2 di Treviso, veri e propri focolai per frequentatori della stessa serata in singoli locali dell'Interland e del capoluogo e Castelfranco. L'appello: fate il tampone di controllo. Il ministro dell'Interno Lamorgese domani a Venezia parteciperà al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un 79enne turista lombardo morto annegato, una bambina di 10 anni in ospedale dopo essere stata salvata dai bagnini dopo aver rischiato la stessa fine. Mattinata drammatica sulla litorale a Bibione. Si facevano pagare il pizzo per concedere ai connazionali di etnia rom di rimanere in Italia. 9 gli arresti per associazione a delinquere, vittima una famiglia rom di Rosà. Olimpiadi di Tokyo, è arrivato il bronzo per la veneziana Erika Cipressa, che assieme alle sue compagne della squadra femminile di Fioretto ha battuto 45-23 gli Stati Uniti. Buonasera, ben ritrovati. TG Veneto in apertura. Partiamo con la cronaca. Minacce di morte a Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta. Parliamo dell'inchiesta di Caporalato che porta appunto il nome dell'azienda Veneta. Altri dirigenti della tipografia di Tre Baseleghe minacciati di morte. Intanto Franceschi dichiara: è in atto una campagna diffamatoria nei confronti dell'azienda senza precedenti. Sentiamo. In questi giorni sono giunte a diversi rappresentanti aziendali, me compreso, messaggi intimidatori, talvolta diffamatori e addirittura contenenti minacce di lesione o di morte. Non possiamo restare inermi di fronte a tutto questo. Così Fabio Franceschi, il titolare di Grafica Veneta, che denuncia l'incresciosa campagna diffamatoria nei confronti dell'azienda tipografica e dei suoi vertici. Nonostante la vicenda giudiziaria sia ancora in una fase istruttoria, scrive Franceschi, siamo già travolti da sentenze pubbliche e mediatiche. Tali comportamenti non sono degni di uno Stato che vuole dichiararsi di diritto e che garantisce costituzionalmente la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L'azienda di Tre Baseleghe è coinvolta in una indagine su caporalato ai danni di alcuni lavoratori pakistani che vi lavoravano per conto di un subappalto. Grafica Veneta è stata e sarà sempre un'azienda che rigetta qualsiasi penalizzazione o sfruttamento di tutti i lavoratori, prosegue Franceschi, che ha rivolto la sua solidarietà a tutte le persone che si sono trovate a subire la menomazione della propria umanità prima ancora che della propria professionalità. Non accetterò mai un processo sommario in pubblica piazza e una messa alla gogna di tali dimensioni su una vicenda che, sono certo, conclude, presto sarà chiarita e che vedrà Grafica Veneta e tutte le 600 persone che vi collaborano estranee a qualsiasi ipotesi di reato. Intanto una manifestazione contro il caporalato è stata indetta per sabato mattina proprio a Tre Baseleghe, in piazza Principe di Piemonte. Mentre la Marca trevigiana con 175 nuovi positivi insieme a Verona 225 registra un picco di contagi in Veneto nella giornata odierna e allarme nell'ULSS 2, come annunciato dal direttore generale Francesco Benazzi, in seguito al verificarsi di veri e propri focolai con oltre 20-25 positività a carico di frequentatori di una stessa serata in singoli locali. Le concentrazioni di contagi sono state registrate in locali pubblici dell'Interland di Treviso e dell'area di Castelfranco Veneto. L'ULSS ha rivolto oggi una raccomandazione a chi abbia frequentato luoghi in cui sono state riscontrate delle positività: l'effettuazione a breve di un tampone di controllo. Il direttore Benazzi sollecita i giovani a vaccinarsi il prima possibile nel caso non l'abbiano già fatto. Solo così possono da un lato ridurre il rischio di ammalarsi con possibilità di conseguenze gravi anche per loro, come dimostrato dagli ultimi ricoveri, dall'altro non diventare loro stessi veicolo di contagio nei confronti di amici e familiari. Con l'emergenza Covid facciamo il punto ora con l'assessore Lazzarina. Oggi in Veneto più di 700 nuovi casi. Secondo la Fondazione Gimbe siamo già entrati nella quarta ondata di Covid. Assessore, oggi 737 nuovi casi positivi, siamo di fronte a una nuova ondata Covid.
Io direi di no, è vero che oggi abbiamo un numero importante di casi, 737, però ricordiamolo che noi facciamo molti tamponi, ne abbiamo fatti quasi 31.000 e comunque il dato che anche dall'ultimo decreto, insomma il dato da tenere in considerazione è quello del cosiddetto RT ospedaliero, ossia l'occupazione dei posti in terapia intensiva in area non critica, e noi dalla cabina di regia, insomma, che si esprimerà domani come ogni venerdì, sappiamo già che abbiamo un'incidenza del 2% per quanto riguarda le terapie intensive, sappiamo che il parametro è il 10% e del 2% per quanto riguarda l'area non critica e il parametro invece di riferimento è il 15%, quindi sicuramente c'è un aumento di casi che è legato un po' alla tanta socialità, è legato ai giovani, perché noi vediamo che la fascia che viene più coinvolta è quella 15-24 anni. Noi siamo di fronte a questa variante Delta che è una variante molto diffusiva, cioè si diffonde con molta facilità e abbiamo visto che si diffonde molto tra i giovani che non hanno copertura vaccinale, perché sono il target che ancora ha meno copertura vaccinale, e quindi la motivazione per cui c'è in quest'estate, insomma, a differenza dell'anno scorso vediamo più casi positivi, è proprio legato alla diffusione della variante Delta. Si sapeva che in agosto sarebbe stata la variante prevalente, quindi raggiungendo anche percentuali dell'80 e del 90%. Ancora una manifestazione, no obligation day, dunque contro l'obbligo sanitario, convocata domani in campo San Geremia in mattinata, dunque siamo a Venezia, ma di fatto poi annuncia le nuove manifestazioni convocate in tutta Italia, nelle varie piazze centrali d'Italia e quindi anche in Veneto per sabato pomeriggio alle 17:30. Una farfalla che vola libera, l'azzurro del cielo, il verde della natura è l'immagine che fa da filo conduttore alla nuova manifestazione contro l'obbligo vaccinale convocata per domani mattina in campo San Geremia a Venezia. Prologo della più ampia chiamata alle armi dei Novax di sabato pomeriggio. Il tam tam su Telegram, evitati appositamente gli altri social più diffusi. L'ora 17:30, il sabato pomeriggio delle famiglie. Il logo scelto, la piazza per eccellenza. Piazza Duomo a Padova, Piazza dei Signori a Treviso, Piazza Bra a Verona e così in tutte le altre piazze d'Italia. Prefetture del Veneto allertate, anche a Treviso questa mattina si è tenuto in forma strettamente privata il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Presenti il questore Vito Montaruli, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, con il capitano Enrico Zampolli, comandante della compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto. Un appuntamento è previsto sempre alle 17:30 sabato, anche nella città del Giorgione. Non sono state presentate in questura, diciamo così, domande o comunque preannunci di manifestazione. Già questo è un problema, quindi non sappiamo se ci saranno o non ci saranno. Ricordo a tutti che dovrebbero essere preannunciate, perché altrimenti appunto gli organizzatori rischiano anche delle denunce. Fermo restando il principio della libertà di manifestare il proprio pensiero, è chiaro che in questo momento anche la manifestazione delle proprie idee deve avvenire nel rispetto di quella che è la cornice delle precauzioni. Allerta massima, la task force delle forze dell'ordine è già stata predisposta, ma la linea è quella di non gettare troppa carne sul fuoco, con la speranza che il tam tam mediatico non sia stato così forte e così la partecipazione sia esigua. Gli organizzatori lo hanno definito no obligation day, la prefettura ribadisce nulla è stato autorizzato. Ho visto anche tante mamme con bambini, insomma, quindi anche persone che hanno delle responsabilità non solo per se stessi ma anche per eventuali familiari che sono sicuramente in situazioni di fragilità. Ecco, ci deve essere questo grande senso di responsabilità e come dire, ecco, aspettare anche un momento in cui tutte queste, diciamo così, si potrà anche ragionare in maniera più pacata. Parliamo di scuola, ad un mese e mezzo dall'inizio del nuovo anno scolastico ancora non c'è alcuna decisione, il piano sul tavolo pare ci sia, ma l'incontro con gli enti locali è stato posticipato alla prossima settimana. Il presidente della provincia di Padova dice faremo noi, decideremo noi e per noi nel padovano si va a scuola con il Green Pass. Se Roma continuerà a tacere, a settembre su scuola e trasporti la provincia farà da sé. Il presidente Fabio Bui lo ha ribadito al prefetto Raffaele Grassi anche durante un vertice organizzativo di poche ore fa. A un mese e mezzo dall'inizio dell'anno scolastico dal governo non ci sono ancora disposizioni precise su quale percentuale di studenti potrà fare lezione in aula, su quale percentuale di capienza potranno viaggiare gli autobus. Dobbiamo ripartire subito in sicurezza, anche laddove c'è da obbligare, o meglio, ottenere il requisito per accedere alle scuole del vaccino.
Da amministratore locale di una provincia che con i suoi 928.000 abitanti è la più popolosa del Veneto, Bui è categorico su come regolamentare gli accessi a scuola. Green Pass e responsabilità sono gli unici antidoti, non c'è altra soluzione in questo momento. Poi su questo si tarano tutte le altre decisioni e ci si adatta per far ripartire la scuola in sicurezza. Ad agosto 2020 i sindaci e la provincia, ricorda Bui, lavorarono tutto il mese per adattare le scuole alle disposizioni. Potrebbe succedere anche quest'anno e siamo pronti, però prima di tutto, dice il presidente, vaccino per tutti i frequentatori delle scuole padovane. Andiamo a Venezia, domani arriverà il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per presiedere al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Comitato Provinciale è l'organo consultivo dell'attività di coordinamento delle forze di polizia. Oltre al prefetto ne fanno parte tra gli altri il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante del gruppo Guardia di Finanza, il sindaco. È stato convocato per le 10 di mattina proprio in concomitanza con la manifestazione Novax convocata alle 10:30 in campo San Geremia. E preoccupano le condizioni di salute di Marco Zennaro, l'imprenditore veneziano da mesi detenuto in Sudan. La famiglia lancia un appello al governo italiano. Marco non può più aspettare e deve tornare a casa. Sono 4 mesi che l'imprenditore veneziano Marco Zennaro è bloccato in Sudan. La doppia vittoria in 2 cause penali per frode non è bastata a farlo tornare a casa. All'orizzonte ora c'è una causa civile dalla durata incerta, ma Marco e l'accorato appello dei familiari per bocca del fratello Alvise non può più resistere in queste condizioni. Non si può più aspettare a fare tanti discorsi, tante chiacchiere, tante parole, bisogna passare i fatti perché sennò qua non c'è più tempo. Abbiamo bisogno che lo Stato italiano si faccia sentire con la controparte sudanese e che metta in chiaro che si vuole risolvere la questione in un modo o nell'altro, che Marco in questo momento qua ha delle problematiche anche dal punto di vista appunto di salute psicologica e che va risolto il prima possibile. Se aspettiamo ancora troppo tempo non c'è futuro per nessuno. Il calvario è affrontato in Africa da Marco Zennaro, racconta il fratello Alvise, ne sta minando lo stato di salute. È stato per 74 giorni in condizioni disumane, dal punto di vista fisico si è un po' ripreso stando in albergo in una condizione migliore rispetto alla precedente. Le condizioni psicologiche però sono preoccupanti. Viene seguito da un professionista a distanza tramite delle videochiamate e è stato messo nero su bianco che Marco ha bisogno di cura e quindi c'è bisogno che torni il prima possibile a portare avanti queste cure. Al dramma personale di Marco Zennaro, al dramma della sua famiglia, si aggiunge anche quello sociale che l'assenza prolungata dell'imprenditore potrebbe causare all'azienda e ai suoi dipendenti. La mancanza di un imprenditore, di un proprietario di un'impresa a conduzione prettamente familiare è un rischio per l'attività stessa e quindi per 25 dipendenti, per 25 famiglie, per il futuro di 25 famiglie. Treviso 17:30 domani, fermiamo le stragi sul lavoro, la manifestazione unitaria contro le morti sul lavoro dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Il dramma degli infortuni sul lavoro. Dopo i drammatici fatti degli ultimi giorni, CGIL, CISL e UIL lanciano un grido d'allarme, richiamando le istituzioni ed il mondo produttivo della Marca ad intervenire in maniera decisa sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con una manifestazione in Piazza dei Signori. Chiediamo alle controparti e anche alle istituzioni invece di istituire un tavolo serio, un tavolo concreto che possa affrontare il tema della sicurezza invertendo le condizioni e mettendo al primo posto la cultura della sicurezza piuttosto che la cultura del profitto. I dati degli ultimi mesi sono drammatici. 6 gli infortuni mortali sul lavoro. Le ultime 2 vittime, Mattia Battistetti e Aziz Diop, avevano solo 23 anni.
serve la volontà di chi rappresenta le associazioni datoriali e le aziende datori di lavoro di investire nella sicurezza. Abbiamo incontrato la mamma di Mattia ieri come CISL e il quadro che lei rappresenta è di assoluto lassismo, prima culturale, dopodiché nel rispetto delle regole da parte di una serie di soggetti che dovrebbero presidiare la sicurezza, a partire dai datori di lavoro che sono i primi che devono garantire la sicurezza e oggi vogliono il Green Pass. Ma il Green Pass non lo vogliamo pure noi, se questo è lo strumento per poi applicare anche la sicurezza nel resto dei rischi negli ambienti di lavoro. I sindacati chiedono maggiori controlli da parte dello Spisal in carenza cronica di addetti da anni, ma anche controlli sul sistema degli appalti. La nostra proposta è appunto che tutte le stazioni appaltanti, sia pubbliche che private, tengano in considerazione appunto quelle aziende al quale viene assegnato l'appalto e che mettono al primo posto il sistema della sicurezza, che si fanno certificare, che si fanno verificare e che si fanno monitorare anche dal sindacato. Alla manifestazione di domani sono stati invitati anche i familiari delle vittime. Se la sentiranno di essere presenti saranno i benvenuti. Andiamo in spiaggia a Bibione, un 79enne turista lombardo è morto annegato. Questa mattina una bambina di 10 anni tedesca è stata portata in ospedale dopo essere stata salvata dai bagnini dopo aver rischiato la stessa fine. È stata una mattinata drammatica sul litorale a Bibione. Poco dopo mezzogiorno la tragedia che ha visto un anziano di Cornaredo in provincia di Milano colto da un malore sul litorale antistante piazzale Zenit. Soccorso sul bagnasciuga dal personale della Bibione spiaggia, l'uomo purtroppo è deceduto. Contemporaneamente a poche decine di metri la bambina di 10 anni ha rischiato di annegare. È caduta dalla ciambella mentre faceva il bagno con il fratello. I sanitari hanno avviato le pratiche di rianimazione. La piccola è stata elitrasportata in pediatria. Si facevano pagare il pizzo per concedere ai connazionali di etnia rom di rimanere in Italia. Sono 9 gli arresti per associazione a delinquere. Andiamo a Rosà. Intimidazioni, estorsioni, violenze, minacce anche di morte. Una storia che va avanti dal 2018, decine e decine di denunce presentate ai carabinieri della stazione di Rosà, lunghe e complicate indagini che hanno portato all'arresto di 9 persone di etnia rom, 3 sono in carcere, altre 6 ai domiciliari, sono accusati di associazione per delinquere. Nel loro mirino era finita una famiglia di connazionali residente a Rosà che negli anni è stata costretta a pagare oltre 100.000 euro, un vero e proprio pizzo per poter rimanere e lavorare sul territorio rosatese. Questa associazione intimoriva, minacciava le famiglie che erano appunto in contrapposizione e in questo modo riusciva a tenerle, diciamo così, in uno stato di apprensione e di paura. Un'associazione dove ognuno conosceva esattamente il proprio ruolo, erano consapevoli di quello che dovevano fare all'interno dell'associazione. Abbiamo visto che c'era un capo, ma anche più capi, e poi c'erano via via i luogotenenti e poi gli esecutori materiali, diciamo così, i soldati. Le minacce viaggiavano anche sul web con live realizzati dai capi del clan e visibili dall'intera comunità, centinaia di video tradotti e analizzati dai militari. La difficoltà è stata anche questa, monitorare tutti i social e carpire i video per poi procedere a traduzione. L'indagine, coordinata dalla Procura di Vicenza, non è ancora conclusa. Le ordinanze, come abbiamo detto, sono qualcuna di più. Chi manca all'appello lo stiamo ricercando, sia sul territorio nazionale che appunto internazionale. E c'è chi dice sì al Green Pass, la pallavolo Padova che insieme alla Lega Volley ha scritto al governo una lettera di diniego dal tetto massimo d'ingresso agli impianti sportivi chiusi limitato al 25% della capienza. Altro che accessi ai palasport limitati al 25% per il pubblico. Entri pure chi ha il Green Pass, se no per noi sarà la fine. Le squadre della Serie A italiana di pallavolo, tra queste anche Padova e Verona, sfidano il governo. In una lettera al Premier respingono il tetto del 25% e dicono che apriranno a tutti coloro che hanno il Green Pass. Che tutti gli spettatori hanno il Green Pass. Siamo anche disponibili a farli assistere alle partite con la mascherina. Certo. A questo punto cosa serve a vaccinarsi? La pallavolo italiana e veneta ha perso 10 milioni di euro da mancati incassi. Riaprire con il 25% di spettatori non è ritenuto accettabile. Abbiamo messo in atto tutto quello che serve per garantire il massimo della salute di tutti i nostri atleti e tutti i partecipanti all'attività
Sembra che con un Green Pass si possa aprire completamente gli impianti. Non capisco perché per esempio un ristorante con 200 coperti può avere 200 persone che mangiano contemporaneamente con il Green Pass, e noi che abbiamo 4.000 posti a sedere dobbiamo far accedere solo il 25% della capienza del pubblico. È una situazione che ci mette in grossa difficoltà a livello economico. Le proprietà hanno fatto un grossissimo sacrificio per tenere in piedi queste aziende, perché noi diamo uno stipendio a una cinquantina di collaboratori e in queste condizioni non sappiamo se saremo in grado di garantirlo. Nemmeno le ferie estive passano tranquille per giocatori, tecnici, dirigenti e sponsor della pallavolo. Santuz evidenzia come i mancati incassi si rifletterebbero su tutta l'attività giovanile della pallavolo Padova. Io non penso che ci siano le condizioni per iniziare, non ci sono le condizioni economiche per sostenere un'impresa come questa, un'impresa economica, finanziaria. Noi siamo responsabili degli impegni che prendiamo, siamo responsabili dei soldi che promettiamo ai nostri collaboratori. A fronte di scarse certezze dovremmo fermarci. Io non ho altre soluzioni, ma non si ferma solo l'attività delle prime squadre, si ferma tutta l'attività giovanile. Noi abbiamo chiesto a tutti i nostri giovani di presentarsi col Green Pass per poter accedere alle aree, sanifichiamo costantemente il nostro impianto. A questo punto non possiamo garantire più neanche questo. Lasceremo i nostri ragazzi a casa a guardare la TV o a giocare con i videogiochi. E allora lo sport, con le Olimpiadi è arrivato il bronzo per la veneziana Erika Cipressa, che insieme alle sue compagne della squadra femminile porta a casa la vittoria contro gli Stati Uniti 45-23 per la 25enne fiorettista in forza, le Fiamme Oro, che si allena alla Scherma Mogliano. Si tratta del coronamento di un sogno, messa in guardia dal papà Andrea, già oro olimpico a squadra a Los Angeles nel 1984 e ora commissario tecnico del Fioretto Azzurro. Erika ha svolto il suo percorso di crescita all'interno della sala trevigiana con la maestra Federica Berton, che dopo Bebe Bio a Rio porta così un'altra atleta ai Giochi Olimpici. E ora a Padova, in chiusura con il nostro viaggio alla scoperta dei tesori dell'URBS Picta, patrimonio UNESCO. Ci sarebbe la mano di Giotto nei volti dei profeti, negli angeli in volo che reggono la corona di questa parete affrescata dietro alla Vergine con il bambino nella cappella della Madonna Mora della Basilica del Santo, sito che corrisponde all'antica chiesetta di Santa Maria Mater Domini in cui dimorò Sant'Antonio, il nucleo da dove si sviluppò la basilica. Un Giotto quasi invisibile a chi non lo sa cercare, ora illuminato dal riconoscimento dell'UNESCO alla città di Padova. Questo è uno delle chicche anche di questa basilica. Giotto è presente anche, sembra essere presente lui in persona, oppure ovviamente anche con la sua scuola, più probabilmente sugli arconi anche dell'ex cappella Zabbarella, l'attuale cappella delle Benedizioni. È molto bello poter ospitare, oltre agli altri 4 cicli appunto della URBS Picta, anche questi frammenti, questi lacerti di Giotto, o comunque dei giotteschi dell'epoca, perché dicono dell'importanza di questo sito basilicale e anche il fatto che era perfettamente integrato all'interno dell'esperienza e della cultura padovana. Testimonianze di un fiorente centro in un secolo, il XIV, pronto a spiccare il volo verso l'umanesimo. L'impressione è che Padova all'epoca fosse una sorta di New York, sia per ricchezza, sia per potenza, anche politica, e sia per cultura. Per esempio nei cicli di Altichiero è rappresentato per ben 2 volte lo stesso Petrarca. Quindi già questo ci dà lo spessore anche di questo umanesimo che nasce anche qui a Padova. Insomma, Padova è capitale culturale del 1300, con i signori da Carrare, le famiglie che ruotano attorno alla nobile casata a dare ricchezza e lustro, e la Basilica del Santo, cuore pulsante, ieri come oggi. Questi cicli di cui noi possiamo ancora godere ci dicono della capacità della città dell'epoca di potersi esprimere, di potersi riconoscere, di sapersi dire, raccontare nelle proprie dimensioni politiche, quindi del potere, nelle proprie dimensioni anche economiche, della propria ricchezza, ma soprattutto all'interno di questi siti anche in termini di valori sia civili sia religiosi. Teniamo presente che per Padova Sant'Antonio è il Thesaurus.
È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi il telegiornale di Venezia. Previsione del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone africano si rinforza sull'Italia, determinando una giornata soleggiata sul nostro territorio, ma anche calda. Vediamo insieme la previsione per venerdì 30 luglio. Sul Veneto, dopo la sfuriata di maltempo che ha causato danni e disagi in numerose zone, l'alta pressione ci regala un tempo più asciutto e stabile, con tanto sole ovunque. Al pomeriggio sarà possibile soltanto qualche veloce acquazzone sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Bel tempo anche qui, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, isolati rovesci entro sera sui monti. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato dappertutto, con qualche temporale pomeridiano un po' a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 32 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.